Allora, buonasera. Mi pare che come conclusione di un festival dedicato alla meraviglia, il cinema ci può stare tutto, insomma, nel senso direi perfino lessicale, insomma. Ghezzi lo conoscete, non c'è bisogno di presentazioni ulteriori, dirò pochissime cose, poi lascerò la parola a Enrico, perché, come dire, c'è una vicenda esterna al cinema, interna, più intima, più propria, in cui viene chiamata in causa questa benedetta parola che è la meraviglia, insomma, e mi pare che la storia esterna si possa in qualche modo ricostruire anche con una sorta di passaggio di consegne ogni volta interessante, a cominciare dalla caverna di Platone, dove appunto l'elemento della meraviglia poi è un aspetto che gioca tra ombre e luce, per passare poi alle Wunderkammer, insomma, dove in qualche modo vengono posti i presupposti di un cinema per ora ancora immobile, dove tutto quello che è normalizzato viene messo in discussione in un ordine diverso e con una attenzione, diciamo, al mostruoso, al fantastico, al differente. Per avvicinarci ulteriormente con la lanterna magica, altra esperienza minimamente tecnologica che, come dire, esprime e condensa in sé un motivo di meraviglia. Direi contemporaneamente con l'esplosione dei grandi expo universali, insomma, che sono il vero luogo, secondo me, di nascita del cinema, insomma. Cinema in quanto fantasmagoria, in quanto merce, in qualche misura, se volete, insomma. Ecco, l'Expo Universale ha questo di meraviglioso, si espone e si mette in gioco proprio sulla categoria del meraviglioso, insomma, che è il modo, diciamo così, di sedurre il passante. E infine il cinema con la sua nascita, e già lì immediatamente, come dire, si ha la grande biforcazione, insomma, cioè il meraviglioso che è il vero, parola molto pesante in questo caso, che è Lumière, sono i fratelli Lumière. Questo ingresso, diciamo, del treno improvvisamente desta stupore, meraviglia, tremore, paura, che poi è l'altra faccia della meraviglia, in un pubblico attonito e ancora incapace, diciamo, di governare le proprie percezioni visive. E Georges Méliès, che sposta l'asse, diciamo, dell'esperienza cinematografica esattamente, direi, all'opposto, diciamo, mi sembra perlomeno di quanto i fratelli Lumière in qualche modo pongono come problema filmico, insomma, e quindi con una forte adesione al fantastico, insomma. Ma questa è un po' una storia esterna che arriva fino ai giorni nostri, arriva fino alla possibilità di condensare attraverso l'impiego, diciamo, di una tecnologia avanzatissima
quello che poi a un certo punto verranno chiamati gli effetti speciali, insomma, un discorso che ancora una volta, come dire, dovrebbe sorprendere e dislocare il soggetto che guarda, cioè lo spettatore. A questa storia ce n'è un'altra molto più interna, diciamo, che mette non in discussione, ma insomma all'attenzione lo statuto stesso dell'immagine, credo, dove il punto focale è questa sorta di ribaltamento per cui non è più il soggetto che guarda a controllare, diciamo così, la situazione, ad esserne in qualche modo il governante, ma è l'immagine che si impossessa, diciamo, dello sguardo dello spettatore, insomma. E ogni, diciamo, principio di meraviglia, di stupore, ha, se volete, al proprio interno proprio questo ribaltamento, insomma. Ci si stupisce e ci si sorprende, ci si meraviglia solo dove effettivamente l'immagine guardata ci guarda, l'immagine guardata ci possiede in qualche misura. Sono queste due esperienze molto diverse che si possono anche toccare fra di loro, naturalmente, e dentro c'è tutta una storia di esemplificazioni, di film, di battaglie vinte o battaglie anche fallimentari dal punto di vista cinematografico, che a volte sono molto più affascinanti di quelle che normalmente chiamiamo i successi, insomma, e che ci possono sorprendere assai più felicemente di quanto magari in un primo momento non siamo disposti neppure a considerare. Ecco, mi piacerebbe tenere la conversazione, la brevissima, nel senso che io poi darò molto spazio alle riflessioni di Enrico, ma mi piacerebbe che, come dire, la cornice fosse un po' questa, insomma, e magari partendo, se sei d'accordo, visto che sei appena arrivato da Venezia. Guarda caso poi c'era un film che è stato un po' maltrattato di un nostro comune oggetto del desiderio, in qualche modo, che è Terence Malick, con un film che, guarda caso, richiama proprio l'argomento di questa serata. La titola che richiamando, To the Wonder, a meraviglia o alla meraviglia. No, a proposito di meraviglia, mi costringo un po', anche se mi diverto, se mi concedi 5 minuti, a mettere un po' di confusione nella cornice che hai, perché credo che sia utile rompere un po'. Tu sei ritornato correttamente agli inizi del cinema, Méliès, Lumière, oppure ancora prima, credo che il vero inizio sia stato quello delle esposizioni, delle expo, o meglio delle explo, no? di inizio, di fine secolo, nelle grandi capitali, poi c'è il panorama, c'è tutto, però credo che in realtà il luogo più affascinante resti da una parte la banchina, no, del treno, e dall'altra la fabbrica, perché in ogni caso, rispetto agli inizi databili del cinema, che sono, come ricordo ogni volta Godard e come voglio ricordare anch'io ogni volta, sostanzialmente quelle famose 2 date, il 28
soprattutto il 28 dicembre del 1895, è di fatto la nascita del cinema come spettacolo per spettatori paganti. C'erano stati diversi tentativi, non solo dei Lumière, in giro per il mondo, tra Germania, Inghilterra, Francia, Stati Uniti, di concretizzare questa cosa che di fatto era la ripetizione mediante l'uso della fotografia esteso, la riproposizione del movimento, che è di fatto il cambiamento più radicale che il cinema pone all'interno, ma non del secolo, ma proprio all'interno della percezione della vita, no? Che diventa per la prima volta una rivita, una rivista, la vita che si passa in rivista. Questo è di fatto il cinema, in ogni occasione e in ogni accezione. Il cinema scientifico, che era fondamentale come pulsione, oppure il cinema perché il cinema più scientifico, curiosamente, è stato anche quello utilizzato per le scommesse sul moto dei cavalli, quindi se gli zoccoli nel galoppo toccavano tutti e quattro terra, queste famose cose di Muybridge, che era insieme una sorta di scienziato, ma soprattutto una sorta di ciarlatano, una sorta di scommettitore, e non era sicuramente motivato solo da una pulsione, diciamo, di conoscenza. E il cinema che arriva per esempio in banchina, e su questa banchina direttamente, questo è interessante, che la banchina si ricava uno spazio prolungando lo spazio in cui sono gli spettatori. Fin dall'inizio è una sorta di protesi che si ripiega, no? verso chi la usa. Ancora adesso non abbiamo capito bene di cosa sia protesi il cinema, il mondo, la vita, gli occhi nostri, e tutto questo perché un'altra cosa che il cinema è stato, che ha rivendicato di essere e tuttora rivendica, è un prolungamento dell'occhio, un avvicinamento, una sorta di comodo zoom. Teniamo conto che lo zoom è nato, poi si è affermato 50 anni dopo l'inizio del cinema, che è poco ma tantissimo per una cosa che ha adesso poco più di 100 anni. Lo zoom, cioè l'avvicinamento rapido, veloce, tecnicamente molto facile, che è diventato tra l'altro di per sé un movimento riconoscibile, pensabile, al di là del fatto che poi lo vediamo nei film come traccia. È già più difficile da identificare in un film come gesto retorico che non da pensare, perché lo zoom in effetti è proprio una sorta di pensarsi del movimento rapido. Voglio vedere laggiù, c'è un volto che mi interessa, zoom. Io non posso zoomare, può zoomare la macchina, mi porta il mondo vicino, come diceva, per esempio, come ha detto recentemente, ripetuto Nancy, in modo un po' semplicistico, però dice: il cinema è comodo, a proposito di comodamente, è comodo perché mi porta vicino alle cose o me le porta vicine, quindi è semplicemente, diciamo, una protesi del desiderio di essere vicino alle cose o di farle venire verso di noi. In questo senso, per dire che sono due grandi cineasti, soprattutto Troisi, c'è da ricordare la scena le vie del Signore sono finite, il famoso muoviti, 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 cercare di parlare con le cose, di farle arrivare a sé, sublime, tragico, tutto quello che si vuole. Allora, il pubblico che è stato definito soprattutto da fonti giornalistiche non del tutto, diciamo, accertate e studiate, come l'arrivo del treno, come una percezione forte e paurosa, impaurita nel pubblico,
è in effetti come dire, poco probabile questo dominio del cinema che nasce come paura. È evidente che ci sarà stato una sorta di sconcerto, no? Ma è uno sconcerto in generale, non è della macchina. Questo elemento futurista del cinema macchina, sfido chiunque a trovarlo in questa immagine tremolante e sostanzialmente deludente di un treno, cioè, sono più treni, sono più riprese anche queste, che si incammina verso la stazione, si ferma. Questo è l'inizio del cinema, dal punto di vista dell'esplorazione, della geografia, viene verso di noi, si ferma, scendono alcune persone, prezzolate o amiche dei Lumière, e lì finisce, cioè proprio e poi si prova a far ripartire, riparte lentamente, e noi ci abbiamo provato spesso nelle nostre notti a farlo ripartire veloce, però diventa subito un giochino da 3 lire, mentre molto più appassionante risulta l'uscita dalla fabbrica. Questo è un mio pallino, per me uno dei grandissimi film, dei 10 film più belli della storia del cinema, è sicuramente La sortie des usines Lumière, l'uscita dalla fabbrica, che è stato un soggetto l'anno precedente, già nel 1994, è stato il soggetto preferito dei Lumière, naturalmente come sempre non preferito per motivi teorici, no? Quello che magari mi capita di dire adesso, ma preferito perché la fabbrica era lì, le persone erano loro dipendenti, e quindi potevano fare in qualche modo quello che volevano, era proprio il soggetto di riferimento, cioè sperimentiamo questa cosa che, ricordiamo, non era la cosa che li attraeva di più, in un certo senso la vedevano come arretrata, e era arretrata, perché il risultato massimo della vita di geniali bricoleur ottici dei Lumière è il loro tentativo di fotografia a colori stupefacente, che per una decina di anni veramente circolò in circoli molto limitati. Loro lo dettero, lo misero in mano alcuni scrittori, in particolare 2 o 3 scrittori russi, e vederli ancora adesso danno un senso del colore che c'è, che si perde, non perché si siano perse, è una qualità anche di conservazione straordinaria. Quindi erano già, se vogliamo, in una zona effetti speciali, no? La zona del recupero accanito e un po' folle delle qualità più intense ma anche più fragili, più umbratili del mondo, in particolare appunto il colore. Ricordiamoci poi che il cinema, al di là dei coloriage a mano, che erano tutt'altra cosa rispetto al tentativo della fotografia a colori dei Lumière, sono stati, cioè, quelli era veramente una colorazione a mano che abbiamo completamente perso. Quando vengono ritrovati dei piccoli frammenti, da quelli poi tutto viene oggi viene digitalmente reintegrato e si vede, sì, è colorato come si vedeva allora. L'uscita dalla fabbrica è fondamentale, secondo me, perché è la meraviglia, quella è la meraviglia, non tanto l'arrivo, ma non voglio dire quella più dell'arrivo. Se li mettiamo insieme, da una parte c'è la meraviglia dell'uscire dal lavoro, dell'uscire dall'obbligo di lavorare, dell'uscire da una costrizione tipica capitalistica. Le persone escono, vengono fatte uscire, naturalmente poi il giorno dopo se c'è un'altra ripresa, oppure l'anno dopo, una sorta di Natale, poi rientrano, però non viene mai filmata la rentrée nella fabbrica,
E quindi in qualche modo questa uscita dalla fabbrica secondo me è il primo momento utopico del cinema, un uso automaticamente utopico del cinema. Ripeto, automaticamente vuol dire che avviene indipendentemente dalle intenzioni dei Lumière, però credo che dobbiamo essere grati ai Lumière per essere stati sempre così poco entusiasti, così sospettosi, così poco apparentemente inventivi, quando però hanno detto delle frasi e delle cose sul cinema che sono di una chiaroveggenza impressionante. La loro visione del cinema come supplemento di polizia è una cosa che oggi la viviamo tranquillamente, è un lato poco deprecato dei reality show, ovvero il mondo come chi l'ha visto, il mondo come controllo di facce. Pensiamo a Facebook e poi naturalmente si sfugge, ogni gioco ha il suo contrario e quindi non sto facendo un discorso come dire, astrattamente e ristrettamente politico, ma loro erano molto contenti di questo, grazie al cinema potranno essere acciuffati più facilmente i facinorosi che durante le manifestazioni sfuggono al controllo della polizia. Questo era l'elemento, diciamo, chi l'ha visto. L'altro elemento era quello di una sorta di immortalità soffice, light, che era l'immortalità che il cinema concedeva come prolungamento della possibilità di avere un contatto, per esempio, con i parenti. Cioè la mia zia la potrò filmare e poi la potrò tenere nell'armadio e vedere ogni volta che la vorrò vedere. Naturalmente i limiti di questo ognuno di noi li conosce, abbiamo praticato, però siamo lì, non siamo molto oltre nello spazio di invenzione di una praticabilità del cinema. E non siamo oltre, possiamo, qua semplifico a mia volta, riprenderei come guida, che è una guida affascinante per il cinema, Kafka, che nella prima annotazione del suo giornale, del suo diario, dice: quando il treno arriva in stazione gli spettatori, uso questo termine, si bloccano, che in qualche modo è il contrario o il rimbalzo della ipotesi mitica e leggendaria della grande paura, della fuga, del vedere arrivare questo, che non, ripeto, non c'era lì, poi arriverà 10-20 anni dopo la ripresa del treno che arriva, preso magari in un angolo dell'inquadratura di una pianura e che ti viene addosso. Lì naturalmente il bambino, il selvaggio, ma per il selvaggio tutte le sperimentazioni portavano piuttosto a pensare a verificare che la paura fosse quella di vedere avanzare una parte di mondo, ovvero per esempio una persona che diventava un seguito di frammenti, cioè il selvaggio, diciamo, percepeva la modernità del cinema come una sorta di cubismo insopportabile, no? Vedeva una mano, poi vedeva degli occhi, poi vedeva, cioè, del morto, perché queste cose separate erano morte, secondo lui le vedeva invece, quelle erano la vita principale del cinema in qualche modo. Allora, tra questa immobilità della visione kafkiana, che è una visione molto dura sul cinema in generale, nonostante fosse uno spettatore abbastanza praticante, e la cosa si riassume in una delle frasi riportate, non firmate, diciamo, che credo un suo studente, la famosa definizione del cinema come prigione per gli occhi, prigione degli occhi. Allora, io credo che ci sia un testo meraviglioso, ce ne sono 2 o 3, ma il testo più sinteticamente
contrario a questa paura della fissità, oppure a questa paura che diventa fissità, sia il famoso brevissimo 5 righe, il desiderio di diventare pelle rossa, di diventare un indiano, che è di per sé una delle descrizioni più intense della storia di quello che è un'immagine, di quello che si desidera in un'immagine e dell'impossibilità, se sappiamo che è un'immagine, di tenerla davvero fissa, di averla raggiunta. Al di là di ogni apparecchio ottico, il nostro, i nostri occhi, oppure un cinema, oppure no, l'immagine, che sappiamo che nel cinema è sepolta nella velocità dello scorrimento dei fotogrammi, l'immagine è una cosa che mentre cominciamo a vederla già si dissolve. Questo è il racconto infinito che c'è in quel brevissimo, non frammento, veramente concluso. Lì secondo me in qualche modo c'è realmente tutto quello che si può tentare di dire o di raccontare come percezione del cinema. Molto più grossolana è la mia, voglio dire, propensione a esaltare l'uscita dalla fabbrica, perché l'uscita dalla fabbrica comunque ci coinvolge moltissimo. Reagiamo perché si ha paura di questo, si ha paura di un cinema vuoto dall'altra parte, fuori campo, quello verso cui avanzano i bravi lavoratori Lumière che si sottopongono, ma gli avranno dato anche, chissà, forse saranno stati anche lievemente pagati per questa prestazione, che peraltro era un'uscita, quindi c'era anche un elemento, si vede, guardano in macchina, andando avanti queste operazioni intorno al loro apparecchio, i Lumière hanno anche, è abbastanza divertente perché ogni tanto ne trovano due copie nuove, due esempi nuovi. Recentemente ho trovato uno dentro c'è un tiro a 4 cavalli che esce insieme agli operai. Naturalmente possiamo pensare che era per vedere come si comportavano i cavalli, per vedere, cioè c'era un elemento ludico che i Lumière su cui non sono mai attardati, diciamo, che però è abbastanza probabile e affascinante. Allora, questo quadro, che spero di aver un po' scomposto, in realtà è quello che per esempio ha fatto furore non più di poche ore, qualche giorno fa, appunto a Venezia, e quello che mi ha fatto cambiare totalmente quello che volevo fare qua. Volevo scrivere un testo dove c'erano alcune delle cose che adesso potremo dirci, e però visto questo film, che è stato letteralmente odiato, un odio in qualche modo automatico, no? Sì, un odio simile a quello che si ha verso, che non so se sia preso l'odio oppure la condiscendenza di vedere con gli amici razzisticamente le arene dove i protagonisti dei reality show, cosa che trovo tremenda, sia l'odio sia l'apprezzamento in quel caso, ma vedere questo film, che a me è parso sublime, vi dirò perché, vederlo così attaccato e sbeffeggiato mi ha in qualche modo proprio letteralmente aperto gli occhi sull'incapacità più che incapacità, sulla paura di essere capaci di andare in fondo, non fino a un fondo, questo finalmente sarà il risultato e la decifrazione di un'immagine, di una storia raccontata per immagini, no, ma a fondo, nel senso di affondare con e nelle immagini. Il film di Malik praticamente parte da dove finisce Tree of Life, e siamo più o meno, poi lentamente le cose si chiariscono, siamo in una spiaggia che poi è la spiaggia di Mont Saint-Michel, e in cima a Mont Saint-Michel c'è la Merveille, questo piccolo chiostro in alto, il culmine di Saint-Michel, e anche se la cosa viene
nulla è, come dire, detto o percorso con dei movimenti di macchina che poi ci devono dire che questo spazio è esattamente quello. Sfugge fin dall'inizio a qualunque regola, diciamo, di buon cinema, e questo è un fattore di per sé appassionantissimo. È la meraviglia di vedere un cineasta che con 2 film, nel 74 e nel 78, Badlands, La rabbia giovane, e Days of Heaven, I giorni del cielo, quest'ultimo ebbe un paio di Oscar, tra cui quello per la fotografia, si era installato nel cinema hollywoodiano come un artista e come nello stesso tempo un notevole produttore di immagini, autore di architetture visive, di sceneggiature visive come quella di Days of Heaven, autore di sceneggiature e di volti. È sempre stato più importante il volto che parla piuttosto che quello che dice nel cinema di Malick, che anche per questo è un cineasta avanti di decenni, come appunto vedremo, come abbiamo visto in questa occasione. Dopo questi 2 film, 20 anni di blocco, senza depressione. Lui continuava tra l'altro a scrivere sceneggiature con suo nome, aiutando, come lavoro faceva spesso quello di correggere e migliorare, diciamo, le sceneggiature, doctoring nel scenario, e però quando torna, come dire, quando sembra che abbia finalmente imparato a non sapere come si deve fare il cinema. Allora, questo nei critici, in parte del pubblico, mi ha aperto uno sgomento che personalmente mi sgomenta, perché veramente sembra che il cinema sappiamo bene cos'è. Ora, sappiamo bene cos'è perché sono quei fotogrammi lasciati uno accanto all'altro che permettono di proiettare una cosa in movimento, di dare l'illusione del movimento, di fregarci un po', di illuderci un po', poi tutte le altre regole sul cinema, quelle che si leggono soprattutto nei poveri manuali di sceneggiatura, tutti i manuali fotografici, non contano nulla, a meno che non si voglia fare un film che sulla base di quelle regole venga definito corretto e perfetto interprete di quelle regole, cioè di assoluto ininteresse di per sé. Questo non vuol dire che non ami il cinema hollywoodiano, io trovo che ha raggiunto una perfezione convenzionale che va al di là del 4-500 italiano, al di là del Rinascimento, soprattutto quello hollywoodiano, quello più hollywoodiano, il cinema hollywoodiano degli anni metà 30 ai primi anni 50 o metà anni 50, secondo me è più ricco, più intenso, più inesauribile del Rinascimento italiano, del Rinascimento come movimento formale e culturale. Quindi non sto parlando come difensore di un cinema di avanguardia, di un cinema sbrigliato, anzi il cinema di avanguardia è più pateticamente arretrato del cinema a cui si opponeva. Non a caso uno come Buñuel non ha mai tenuto a fare il cineasta di avanguardia, dopo quelle 2 cose che ha fatto con Dalì, che legittimamente invece voleva fare il saltimbanco dell'avanguardia genialmente, ma se si vede che sto scena andalù, è appassionante vedere il momento che sarebbe di contestazione, di irrisione, no? Un po' dadaista, e quello che invece è dentro il quadro, il lavoro sull'ombra, il lavoro sulla distanza dei corpi. In Scena andalù è veramente impressionante la chiarezza didattica. Allora, il film di Malick è come se prendesse 3 dei personaggi lasciati nella scena finale di Tree of Life, scena molto contestata, quella di questa
popolazioni, non si sa cosa, alcuni hanno detto una setta, ne prende 3 e li butta in una storia d'amore, genialmente imperniata su Ben Affleck, quindi un grande attore per John Woo, cioè un grande attore nicchiano, cioè senza espressione, ma molto al di là della normale non espressività hollywoodiana, cioè non è Victor Mature o Nell Wild, nasce proprio come il suo divismo nasce da questo e intorno a questo non oggetto del desiderio costruisce una storia che sembra subito assolutamente improbabile, no? L'amore di fatto sarebbe inizialmente tra una ballerina, ex ballerina, ma non così professionale, bellissima, e origine russa, e lui invece è un qualcuno che cerca di correggere i guasti ecologici dovuti alla trapanazione petrolifera, così come è en passant nella vita è stato connesso a questo Malik, perché la famiglia possedeva anche alcuni pozzi petroliferi. Allora, questo film, procedendo, va a testa bassa dentro tutte le cose che non si devono fare. La voce fuori campo, che da sempre è sintomo di mala costruzione di una sceneggiatura, benissimo. E adesso il suo ritorno al cinema con una sottile linea rossa, il più bel film di guerra mai fatto, avviene con un film dove a partire dalla metà, nella prima scena dello sbarco, e così non ce ne accorgiamo, poi diventa inconfondibile, e non si capisce chi parli, di chi sia quella voce, oppure riconosci la voce, ma quella voce, quello che dice è già migrato su altri morti, su altri feriti sul campo di battaglia, su altri soggetti. Ancora di più, spesso questa voce appartiene a un attore che non si vede più perché sia morto, ma perché è stato fatto morire da Malik. Questo è un fatto ancora più sottile, ma ecco, nell'ultimo film è così come è stato in Tree of Life, dove attori tra i più grandi e pagati del mondo che si sono prestati a aiutare il film a essere pagati pochissimo, per esempio, hanno accettato fino a un certo punto di avere il loro ruolo sminuzzato, quasi annullato, e questo dà un'intensità, secondo me, a quello che resta, cioè un'intensità proprio mortale di quello che addirittura quello che non c'è nel film credo che ci sia, è uno dei pochi casi in cui ci sia una percezione del genere. Naturalmente arrivando a seguendo la storia si arriva alla fine, e se seguiamo la storia per cercare di capire che senso ha, perché questa storia, eccetera. Quindi una cosa che possiamo chiederci a ogni film, ma che probabilmente è la meno interessante, la meno importante in qualunque film ci capiti di vedere, compreso un cosiddetto documentario sulle trivelle petrolifere, sempre uguali, per 20 ore. Ecco, però se ci prestiamo attenzione ci troviamo alla fine con Bardem che è fuori campo, la voce di Bardem che cerca Dio, lui è un prete cattolico, con un effetto esilarante, se uno vuole ridere è perfettamente esilarante, cioè tutto quello che uno può pensare di male di questo film va bene in un certo senso, va bene perché istituisce un'alterità, non interessa di convincere tutti, non è Titanic, vorrei che fosse Titanic, perché Titanic secondo me è geniale, ed è un film che ha a che vedere col tetano, con questa malattia del voler vedere, del riuscire a vedere nel digitale, è un film geniale Titanic, però non lo è questo. Allora questo, il finale, purtroppo c'era proprio la lezione lì a Venezia, il giorno dopo mi sono rivisto per vedere come era restaurato, perché sono molto sospettoso verso i restauri, infatti non è restaurato quasi per niente, come definizione, peggio prima, bene, stromboli,
uno dei film più di Rossellini che esistano, quello dove firma solo lui il soggetto e la sceneggiatura, per solito lui 6, 7, per 51 sono 7-8 sceneggiatori, prodotto da lui con la sua casa di produzione, vabbè. E il finale, che ha fatto molto ridere negli scorsi decenni, prima che arrivasse il racconto sublime di Romer, e poi le solite righe decisive di Rivette, ma Romer praticamente raccontando il film, racconta la sua metamorfosi di critico, di scrittore, di pensatore vedendo il film, racconta come a metà stesse per uscire, che gli sembrava un film falso, mievre, dolciastro, fintamente duro sul territorio, ma in realtà olividiano, c'è una musica continua per esempio, e poi improvvisamente invece resta bloccato, in quel momento cambia quello che lui pensa del cinema, da così a così. E forse sarà una cosa un po' troppo autoreferenziale, però il finale ha il famoso perdersi e non sapere da che parte andare, dal giovane amante forse, lei incinta, Ingrid Bergman, oppure tornare da questa sorta di ottuso marito che lei ha sposato per poter diventare cittadina italiana, eccetera. Le frasi che lei dice sono per metà, non sono state ricopiate da Malik, ma sono per metà quelle che dice Bardem, sono Dio dammi la forza, Dio perché non ti vedo, non ti manifesti, chi so, cioè, questo. E nessuno rideva a queste proiezioni restaurate, che servono a restaurare a volte solo gli spettatori, però era veramente illuminante vedersi ripetere la vicenda del non poter ammettere, che poi è una vicenda molto triste per il cinema, perché vuol dire che ancora, vedendo un film, la cosa più importante è la frase che uno dice, no? La parola, che è interessante, come forse solo al cinema c'è ancora una sorveglianza verso la parola che non abbiamo nella vita quotidiana. Quello che mi stupisce ogni volta che sento Enrico è insieme l'estrema distanza che io ho dalla maniera in cui lui parla dei film ed è e però al tempo stesso, come dire, il fascino di sapere che chi sta parlando di questi film ne ha corso tutto il rischio, insomma, anche il rischio ermeneutico, insomma, anche il rischio interpretativo, insomma. E dico questo perché mi vengono in mente due considerazioni. La prima, che mi vengo sempre più convincendo che del cinema non si possa fare una storia. Ci sono naturalmente dei momenti, tu citavi il momento hollywoodiano e con questa temeraria affermazione che è, come dire, la rivoluzione, diciamo, di quel linguaggio, di quelle forme è altrettanto importante, se non di più, di quello che il Rinascimento ha fatto da noi, insomma. Discutibile, ma, come dire, provocatoriamente interessante come affermazione, insomma. Ci sono dei momenti, io sono molto d'accordo per esempio sul fatto che il grande cinema hollywoodiano è un cinema la cui grammatica ci mette di fronte a un'idea di Novecento che probabilmente è molto più complicato, molto più difficile ritrovarla nei manuali di storia o nelle elaborazioni sociologiche, insomma. Come mi colpiva per esempio l'accenno, questo che è un refrain, un ricorrere nelle tue analisi della figura di Kafka, insomma.
Kafka effettivamente è una sorta di alter ego, secondo me, dell'immagine cinematografica, insomma, nel senso che a cominciare proprio dal montaggio, insomma, in Kafka è probabilmente, come dire, è quello scrittore in cui la scomposizione, ricomposizione cinematografica è nello stile forse più aderente, insomma, forse anche involontariamente aderente, insomma. E mi colpiva la frase diciamo riferita del cinema come prigione degli occhi, che io non vedrei come una forma di banalizzazione o come pregiudizio di kafkiano in questo caso nei riguardi del cinema, quanto in realtà come la possibilità di estendere questa affermazione all'universo stesso di Kafka, che di prigione in qualche modo se ne intende. Dicevo la distanza che spesso, ma anche il piacere poi di ritrovarmi poi alla fine in una maniera quasi appunto stupefacente, insomma, con le analisi che tu fai sul cinema, del cinema, intorno e dentro il cinema. E questa storia di Malik, per esempio, è oltremodo significativa, insomma, perché posto che la grandezza di questo cineasta non sono io che voglio metterla in discussione, ma ho come la sensazione che ci sia in Malik, forse proprio a partire da quel bellissimo film che poi è La sottile linea rossa, un progressivo tentativo di dare alle immagini una sorta di responsabilità che le immagini secondo me non possono e non debbono avere, insomma. Tu ci dicevi questo aspetto della parola, insomma, che oltremodo avvilente, dove viene sottolineata quasi che, se ho capito bene, poi i film di Malik sono riducibili a dei sermoni, sì, insomma è questo che tu mi sembra di capire con cui polemizzi, insomma. D'accordo, però io ho l'impressione che da qualche anno a questa parte, cioè dopo quella lunga pausa, cui tu dici che non c'era stata nessuna depressione, nessun trauma, e non ho difficoltà a pensarlo, anch'io a immaginarlo, insomma, però è come se lui volgesse e desse all'immagine un mandato che prima di quella fase non c'era assolutamente, almeno questa è la mia impressione, come se, ripeto, a un mondo che a un'immagine mondo che si è così complicata, e così anche incanaglita, occorra un richiamo in qualche modo di natura etica, insomma, che mi fa orrore, anche perché se mi tappo le orecchie riesco a capire la grandezza di Malik. Se lo ascolto, e non posso non ascoltarlo, ho l'impressione che ti dicevo, insomma. Un'ultima questione per tornare a Kafka, poi ci diamo ancora un 10 minuti o un quarto d'ora per non... tu citavi questo racconto brevissimo dell'indiano, che poi è il tema della dissolvenza delle immagini, insomma. Però ho l'impressione al tempo stesso che poi in realtà Kafka è un'inesauribile fonte di suggestioni cinematografiche, insomma,
E mi viene in mente l'altro racconto, Davanti alla legge, insomma, cioè questo tema dello stare di fronte a qualche cosa che come lo spettatore davanti all'immagine, mi spingerei a dire, e così come il contadino non supererà mai quella soglia, non varcherà mai quella soglia, così lo spettatore, così lo sguardo non sarà mai prigioniero fino in fondo, diciamo, ma sarà sempre in maniera enigmatica, laddove, come dire, si salta a pie pari qualunque ragionamento doxastico, cioè qualunque problema di opinione se un film è bello o è brutto, insomma. Il cinema ha questo, diciamo, di meraviglioso, che resta poi in fondo, come dire, nell'immagine un enigma che non si scioglie, che non si risolve. E lo stare davanti alla legge così come lo stare davanti all'immagine. A te? Credo che questo della soglia sia, tra l'altro ci è passato davanti, si è buttato nella soglia, però deve smettere di fare tante cose, Massimo Donati. E questo della soglia è un tema in qualche modo del cinema. Credo che semplicemente la soglia cinema esista, non sappiamo assolutamente di quale interno e di quale cosa sia soglia. E qui trovo un minimo di vicinanza kafkiana, perché, ecco, per esempio, invece tematicamente lo vedo in qualche modo troppo facilmente da parte nostra, iscritto Kafka nel cinema. Non a caso l'altro racconto che io trovo terribilmente decisivo sul cinema non ha niente a che vedere con l'immagine, inizialmente si parla sempre di 8 righe, è quel racconto poderoso, stupefacente, meraviglioso, quindi c'è tutto lo stupore, la stupidità, restare basiti, senza così, con la bocca aperta, ore rotundo, che è il paese più vicino, il villaggio, il prossimo villaggio, eccetera. Il racconto della vita di un uomo raccontato da quello che scrive, quello che parla, e dice mio nonno o mio zio, mio nonno soleva dire, quindi è spostata sul nonno, quindi su una cosa già favolosa in qualche modo, e dice che la vita gli sembrava sempre più rallentare da una parte, perché non dice troppo veloce quindi non ce la faccio, però dice rispetto alla vita mi sento oggi in una situazione tale che non riesco a capire come io possa aver avuto o si possa avere l'illusione di poter arrivare in tutta la vita anche solo al villaggio più vicino, che proprio invece è una visione del surplus letta con l'altro racconto, è proprio l'antitesi, come situazione di nuovo, non come tema. Poi quello è un racconto molto famoso, Sogno di Benjamin, un sogno molto riscritto, molto rianalizzato, uno scritto, sognato e rianalizzato da molti, anche da analisti. Però è fortissimo questo, da una parte c'è la nascita e morte di un'immagine, che mentre va a fuoco, mentre ci si sente soggettivamente, è un'immagine soggettiva, ci si sente a cavallo, con sotto il rumore, la prateria, l'inseguimento, gli spari, insomma, e poi le redini, la testa del cavallo, e poi invece non ci sono più redini e ormai non c'è più cavallo, in 2 righe scompare l'immagine, c'è stata e se n'è andata. E qua invece c'è proprio una sorta
impossibilità che definirei orwelliana di muoversi, no? Si è immobili, si è come trasportati. Adesso se la vediamo fotogrammaticamente è questo, cioè il cinema è l'impossibilità di uscire dal fotogramma. Quindi il fotogramma chimicamente è questo diventare pelle rossa, cioè in un attimo, l'immagine soggettiva, oggettiva non ha importanza. Tutte queste antinomie sono vere e quindi banalmente ridicole nella loro verità, cioè il montaggio, il cinema di montaggio, il cinema di piano sequenza, il cinema in soggettiva, il cinema in oggettivo, ogni inquadratura è una soggettiva che termina e muore con la morte non dell'operatore, di una persona, la morte di un soggetto ipotetico. Ogni stacco è una fine di vita in qualunque film. Queste cose liberarsi da queste illusioni tutt'altro che cadere in un tematismo, come dire, tematizzazione sermonica. Nel senso che il parlare di Malik, per esempio, il far parlare di Malik è il contrario dell'uso della parola che abbiamo. Una cosa di, che ne so, il cinema di Malik in due colpi, prima di tutto con Tree of Life, è uscito da tutte queste, come dire, diatribe stilistiche. Lo stile che già, essendo l'uomo, è sospetto in ogni occasione, nel cinema secondo me è proprio. Ci sono tanti stilisti di cinema e perfino dei grandi registi hanno uno stile. Bresson ha uno stile, ma non è un genio perché ha uno stile. In quanto riconosciamo lo stile di Bresson, è un cineasta modesto, che si libera dallo stile. Oppure c'è chi lo cerca tutta la vita, come Bergman, e fortunatamente non ci arriva, così ci resta almeno l'intensità dei volti, dei corpi, il suo latrocinio continuo verso le persone che vivono con lui, la sua cosa, no? Invece che le varie drammaturgie, inclusa quella dei volti. Allora, in 10 minuti, 20, quando c'è quel polpettone visto così da moltissimi all'inizio o poco dopo, sapete tutti che è stato trionfo del cinema e del cineasta, che è stato proiettato nella Cineteca di Bologna, grande restauratrice di film, sicuramente un luogo dove ci vado spesso a presentare film, non ho niente contro, però è stato proiettato subito dopo Cannes l'anno scorso con l'inversione di 2 rulli, tranquillamente andata avanti per 8-10 giorni, quando un ragazzo, sentendo raccontare il film da un'amica, ha detto: il film non è così, è l'opposto, è stato verificato, lo hanno detto, l'operatore si è scusato perché non era chiaro il segno ma questo è accaduto tante volte. Quando venne Oshima a Roma una ventina d'anni fa, scoprimmo che ora Sorellina d'estate, o addirittura uno dei film più noti suoi, non saprei dire quale titolo, dopo 20 minuti lui salì di corsa in cabina, furioso come era spesso, e cominciamo a trattare in giapponese l'operatore, non c'entrava nulla, il film veniva da Pesaro, allora si pensava che a Pesaro fossero state. Io avevo visto il film appena, era come l'avevo visto già 2 volte. Il film andava in onda, veniva proiettato in tutta Europa da 5 anni in questa versione non di un rullo invertito, allegramente mescolata. Ed è un cineasta, non è un cineasta dadaista, Oshima, è un cineasta. Allora, basta il tempo, la ripetizione, si installa, tutto si tiene, perché si tiene dietro, voglio dire, davanti, ma non è quello il punto col cinema. Allora, l'inizio del film di Malik, Tree of Life, quello un po' più riconosciuto come il capolavoro che è, ma non abbastanza, è molto odiato, è un cinema che in mezz'ora, uno dei cineasti più soggettivi
più riconosciuti come tali, vincitori di immagini d'autore della storia del cinema, perlomeno recente, si affida per il 70% a immagini della Cineteca del Discovery Channel, a riprese fatte non da lui ma da operatori mandati in giro per il mondo come faceva mi viene in mente Vertov, non a caso un geniale liberatore del cinema, perché affidava a una sorta di meccanicismo, di troupe, la sesta parte del mondo è questo, che vanno in giro in tutta l'Asia a filmare e poi in tutto il mondo a filmare pezzi che poi lui monterà, cioè non importa nulla di essere lì, di essere lui a controllare, è veramente raggiungere automaticamente fin dall'inizio una sorta di impersonale che è, quanto più si è impersonali quanto più si è vicini al cinema. Poi il modo in cui si agita e si fa uscire questo impersonale diventa un altro cinema, diventa un film come quelli di Malick, ma è assolutamente una fuga dagli stili, una fuga dagli autori, resta una sorta di autore che sa in ogni momento di aver fatto un film incompleto, incompiuto, arrestato a un certo punto perché se no non diventerebbe un film, no? Sarebbe continuamente in movimento, e ci sono film che restano così. Tra l'altro, Antonio lo sa perché è venuto spesso, due situazioni molto malicchiane, cioè una quella della catastrofe, come si è visto in Tree of Life, e l'altra è quella dell'incompiuto, del cinema incompiuto, del cinema imperfetto. E allora abbiamo dedicato anni di questi festival e questi due temi sono sempre più centrali, se può essere centrale una cosa che non ha centro, perché vedrete questo film ha già Tree of Life, buona pace, come dimostrano per una volta genialmente, ahimè, coscientemente ma genialmente i cinetecari in quel caso. È veramente un cinema che si considera da solo, che viene considerato da uno dei più grandi registi, una sorta di fatto catastrofico, già avvenuto con tutte le catastrofi, che però nello stesso tempo si avvicina a mostrarci la catastrofe. Credo che pochissimi, e questo film ultimo, che sembra una storia d'amore, proprio delle più convenzionali, delle più banali, è invece la frattura della stessa storia d'amore banale, cioè la banalità e l'ovvietà si decompongono, non è che decompongano l'amore. Se qualcuno ha visto Tree of Life, questo film è l'opposto, se ne prende un pezzo e si gira dall'altra parte. Tree of Life è un seguito di momenti in cui si è colpiti da una grazia che non ci riguarda in qualche modo. Il momento più umano di Tree of Life probabilmente è quello dell'arrestarsi di uno dei dinosauri rispetto al dinosauro di un'altra specie che sta per uccidere, no? E si ferma. Questa è una scena che fa potentemente ridere parecchie persone, io la trovo una delle scene più melò di pianto possibile della storia del cinema o delle immagini. E c'è il tipo di catastrofe che inventa e scopre Malick, è quello è la catastrofe raccontata da Lucrezio, no? Il naufragio con spettatori, solo che come la mostra e la reinventa Malick è il naufragio all'interno del quale sono gli spettatori. In qualche modo il cinema diventa questo, siamo spettatori, siamo protetti, siamo separati da quel pericolo. Non a caso Fuller diceva che lui avrebbe fatto un film sullo sbarco in Normandia, parlando del film di Spielberg, solo se avesse avuto la possibilità, criminale lo ammetteva,
di poter far sparare da dietro lo schermo a ogni proiezione una pallottola a caso. E in quel modo dice, sarebbe capito cos'era lo sbarco a Omaha Beach, se non c'era altro modo. Allora, un po' tutto il cinema di Malick è una catastrofe che siamo noi dentro il cinema, è proprio uno spostamento, anche noi restiamo senza stile, senza le nostre, ma era molto liberatorio per tutti questi amici anche, c'erano un sacco di amici a Venezia a queste proiezioni che ridevano, a questo punto che cosa c'è da dire su Malick, è risibile come mostrava già l'altro, cioè non so, magari penserete lo stesso, vi internerete, però io sono abbastanza, non dico convinto, ma è talmente disarmante, è veramente un cinema che spessissimo è indistinguibile dal cinema che farebbe un bambino di 5 anni, o che volevamo fare noi a 15 anni, con questo continuo volare della macchina, volare breve però, non è un film di macchine volanti, volare nel senso che le inquadrature non esistono, all'inizio subito uno spiazzamento nella metropolitana a Parigi e poi devo dirvelo, si vede poco, ma torna 2 o 3 volte e già è così ossessivo sulla Nike in cima alle scale del Louvre, cioè l'esempio più straordinario nella storia dell'arte dell'incompiuto o, come diceva Fontane, una cosa già fatta così, perché non si può pensare che non dovesse essere così. Aspetta, devo dire un'altra cosa. Non ce l'ho, poi non ti danno da mangiare. Una sorpresa. Va bene. C'è una sorpresa. C'è una sorpresa, sì. Massimo. Dai. Beh sì, Zufolo? Continuiamo a parlare? Benissimo, perché il disco non ce l'ho, ne ho 25 ma sono su in albergo. Allora, così quando non sentirete più la differenza tra la voce della sua tromba e il nostro suono incredibilmente melodioso e accordato, sarà il momento di tornare indietro dalla soglia. Vado? Sì, ma non aspettarmi, vai. Non ti sembra tra l'altro che Belatar faccia la stessa cosa? Belatar che ha fatto, ora sono già passati quasi 2 anni, non ha fatto film, ha detto che il suo film sul cavallo di Nietzsche sarebbe stato l'ultimo e non l'ha fatto più, fa il direttore dell'associazione dei cineasti ungheresi. È incompiuto anche sulle intenzioni, insomma. Io sono ammiratissimo, spero che faccia dei film, però. A proposito di soldi, Volevo farti una domanda, cioè, sulla tua reazione, come dire, agli sghignazzi per Malick. In realtà, perché no? Non ho avuto nessuna reazione ho avuto uno sgomento interno, ma pochissimo, no? Posso dire? Onestamente sono stato quasi felice, perché anche tra gli amici più amici resti con quei 6 o 7 è buffo, ma insomma non è quasi bello, nobile, insomma, pensare che tra 20 anni ti ricorderai che il momento in cui hai percepito di più la distanza tra l'amico e non il nemico, ma qualcuno che non è amico, un amico è stata non su una storiella di
debiti rinviati o di storie di desideri intralciati, ma su un film di mano. Mi piace questo.